benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Trapani, maxi indagine della Guardia di Finanza sul trasporto marittimo veloce, 67 indagati, perquisizioni in corso nella compagnia Liberty Lines. Smantellata nel catanese un'organizzazione che controllava anche con le armi le piazze di spaccio tra Librino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo. 10 arresti, compresi alcuni affiliati al clan mafioso dei Cursotti milanesi. A Gela, per spaccio di crack, 5 manette, 11 indagati. A Catania, 2 arresti per la guerriglia urbana di maggio contro le nuove misure del governo per la sicurezza. Erano stati esplosi petardi, molotov, fuochi d'artificio ad altezza Duomo davanti al carcere di Piazza Lanza. Palermo, revocare immediatamente la concessione alla società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Lo chiede alla Regione la Commissione Antimafia Siciliana, che intanto manda gli atti della sua inchiesta alla Procura. A Messina, identificate le autrici del pestaggio di una studentessa all'interno del liceo Basile. Saranno interrogate dalla Procura per i minorenni. Sconcerto e amarezza tra le alunne dell'istituto. Non riusciamo più ad avere rapporti normali tra noi. Catania supera l'esame della viabilità in via Santa Sofia, messa a dura prova dal traffico in occasione dei test di medicina. Oltre 2000 gli studenti impegnati nelle prove. Anche a Catania, come in tutta Italia, mobilitazione sindacale dei pensionati, rivendicano il diritto alla salute, pensioni adeguate al costo della vita. Intanto i dati confermano il sorpasso. In Sicilia ci sono ormai più pensionati che lavoratori in attività. Calcio, Catania, una certezza e un dubbio. I rossazzurri domenica davanti a Pellighere affrontano il Latina al Massimino. Corbari sostituirà lo squalificato Quaini. In attacco, ballottaggio Forte-Caturano. Ben trovate. Trapani, dunque, maxi indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura nel comparto del trasporto marittimo veloce. Sono in corso delle perquisizioni, mentre andiamo in onda, all'interno della compagnia marittima Liberty Lines. Gli indagati sono 67, le ultime da Laura Spanò. Una maxi indagine sta travolgendo il comparto del trasporto marittimo veloce siciliano. Da stamane la Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni in tutte le sedi della compagnia Liberty Lines della famiglia Morace e anche negli uffici dei comandi delle capitanerie di porto dell'isola. Al momento l'operazione è ancora in corso. Ci sono 67 indagati e tra le società finite sotto sequestro la società armatoriale trapanese. Lunedì sono fissati gli interrogatori davanti al GIP. La Liberty Lines è concessionaria dei collegamenti veloci tra la Sicilia e le isole minori. L'indagine, da quanto si apprende, pare ruoti sulle corresponsioni economiche elargite dalla Regione per le cosiddette corse onorate, cioè i servizi garantiti in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria. L'azienda ha ottenuto il bando quinquennale fino al 2028 e sta investendo nel rinnovo della flotta con navi ibride ad alta velocità per garantire servizi efficienti e sostenibili. La Liberty Lines gestisce il servizio di collegamento con le isole Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica. Nel catanese è smantellata un'organizzazione che controllava alcune piazze di spaccio tra Librino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo. Il gruppo aveva una considerevole disponibilità di armi. 10 gli arresti. Luca Ciliberti. Parco Giochi era il nome della chat di gruppo utilizzata dai 10 indagati, 8 finiti in carcere e 2 donne, ai domiciliari nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre su delega della Procura di Catania. Parco Giochi era anche la piazzetta di San Giovanni Galermo dove i 10 indagati accusati di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegale di armi e munizioni si riunivano. Le indagini attraverso le intercettazioni telefoniche ambientali hanno accertato l'esistenza di un'associazione che controllava lo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana in almeno 4 piazze dislocate nella periferia di Catania tra Librino, San Giorgio e Mister Bianco, che facevano riferimento a 2 capi.
Carmelo Palermo, di 31 anni, e Alessandro Caffarelli, di 27 anni. Alcuni degli indagati erano affiliati al clan Cursotti milanesi, appartenenza che ostentavano orgogliosamente con il simbolo identificativo della squadra di calcio del Milan nell'abbigliamento e con gli adesivi nelle auto. La pericolosità dell'organizzazione è dimostrata anche dalla considerevole disponibilità di armi cripticamente definite cugini all'interno delle intercettazioni, di cui facevano sfoggio in chat quando si doveva organizzare una spedizione punitiva. Uno dei casi documentati risale al 4 dicembre 2023. Le armi e la presenza costante nel territorio poi servivano per accreditarsi nel contesto criminale delle periferie agli occhi degli altri gruppi rivali. L'organizzazione dirimeva controversie, come nel caso del pestaggio di un topo d'abitazione che aveva sconfinato, e imponeva estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Gli introiti dell'associazione ammonterebbero a circa 3.000 euro al giorno. Ad ogni partecipante poi veniva garantito uno stipendio di circa 600 euro a settimana. La cassa comune provvedeva poi all'assistenza degli associati anche in caso di arresto. Gli inquirenti sono risaliti al gruppo attraverso un'altra delicata indagine che ha condotto ad uno dei componenti arrestati oggi. Al blitz hanno partecipato oltre 800 carabinieri. ASL ha centinaia di cessioni di droga e una rete di spaccio nei quartieri di Scavone e Baracche. Blitz dei carabinieri, smantellato il gruppo che gestiva le vendite, 5 le persone arrestate, il servizio di Geritalia. In codice la chiamavano pecora, un termine semplice e quasi innocuo che però indicava cocaina e crack, la merce più richiesta nel mercato illecito della città. L'operazione White Ship ha scoperchiato la rete che gestiva lo spaccio, almeno 242 episodi documentati solo nel 2023, quasi 300 cessioni in pochi mesi, con dosi vendute tra i 40 e gli 80 euro. In questa operazione sono state accertate più di 200 cessioni tra cocaina e crack. La cocaina continua a rimanere lo stupefacente più utilizzato in città, ma il crack ha preso piede. Non è questa la prima operazione in cui sequestriamo e trattiamo il crack, è l'ennesima, e quindi il crack sta aumentando. Tra gli utenti anche minorenni, professionisti, tantissima gente che acquistava cocaina che veniva per la maggior parte consegnata a domicilio. Il procuratore Vella parla di acquirenti di ogni ceto sociale, rivela un dettaglio drammatico: una professionista, pur di procurarsi la cocaina, arrivò anche a prostituirsi. A dirigere il gruppo, secondo gli inquirenti, Emanuele Curvà, affiancato dal padre, entrambi allevatori. I due erano già stati arrestati a settembre per detenzione di armi. Nel complesso gli indagati sono 11, 5 le misure cautelari, uno risulta ancora latitante. Le zone di Scavone e Baracca erano al cuore dello spaccio, la droga veniva consegnata anche tramite veri e propri rider in motorino e tra i consumatori compaiono diversi minori. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luigi Lovalvo, sono partite dopo una rapina del 2022 e sono state sviluppate dai carabinieri del reparto territoriale con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. 3 indagati sono finiti in carcere, per gli altri è scattato l'obbligo di dimora o i domiciliari. L'inchiesta conferma ancora una volta come Gela rimanga un terreno fertile per lo spaccio, una mappa criminale che cambia forme e linguaggi, ma continua ad attecchire nei quartieri più esposti della città. Un corteo pacifico che si trasforma in guerriglia urbana. È successo a Catania il 17 maggio scorso. Ora sono stati arrestati 2 dei protagonisti di quelle violenze. Lorena Dolci. Vedete tutti quegli ombrelli che punteggiano il corteo? Eppure il 17 maggio scorso a Catania non pioveva. Striscioni ombrelli servivano da paravento per un veloce cambio d'abito. In coda al corteo che manifestava contro il DDL sicurezza, 200 persone circa, un gruppetto lasciava gli abiti civili per indossare tute nere e cappucci integrali, quasi una sorta di divisa da guerriglia urbana che di lì a poco infatti si scatena. Eccoli in azione lungo il percorso del corteo da piazza Santa Maria del Gesù a piazza Stesicolo. Prendono di mira negozi, alberghi, palazzine, i passanti scappano impauriti, ma l'obiettivo principale è il carcere. A piazza Lanza si registrano gli episodi più gravi organizzati: petardi, bombe molotov e fuochi d'artificio lanciati ad altezza uomo, ma anche sassaiole con pietre frantumate sul posto. Esponenti dell'area narco-antagonista li definisce la Procura di Catania, che stamattina ne ha arrestato 2, il catanese Luigi Bertolani di 33 anni, trovato in un casolare alla periferia della città, e Gabriele Venturi di 22 di Brindisi. Un terzo è ricercato all'estero, altri 13 sono indagati. 2 facce del diritto di manifestare, una legale e pacifica, l'altra dei professionisti della violenza di piazza, anche in trasferta. Uno era già stato arrestato durante un corteo no ponte. Mi sembra che passino in secondo piano i contenuti della protesta, perché sia che sia come è successo a Messina, contro il ponte, piuttosto che per un'altra causa, diciamo, l'obiettivo di queste persone è solamente uno:
quello di attaccare i rappresentanti dello Stato. Sembrano irriconoscibili, ma la Digos guarda e riguarda i video. Sono stati colti alcuni importantissimi particolari quasi impercettibili grazie all'occhio degli operatori della sezione antiterrorismo della Digos, che ha consentito l'identificazione certa dei 3 soggetti. L'accusa è di devastazione e saccheggio. Il catanese è accusato anche di lesioni a un funzionario di polizia e di rapina per aver sottratto la paletta di servizio ad un vigile urbano. Per fortuna i disordini che avete visto non sono di oggi, ma del 17 maggio a Catania. A Palermo i giudici hanno respinto la richiesta di arresto del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che 5 anni fa aveva eseguito una colonscopia sull'allora latitante Messina Denaro. Secondo la procura, Bavetta sapeva di curare il capomafia ricercato da anni, malgrado questi utilizzasse un nome falso. Intanto la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 12 anni per l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere favorito le cosche trapanesi in cambio di appoggi elettorali. Stop alla concessione demaniale per la spiaggia di Mondello, lo chiede la Commissione regionale antimafia alla Regione, che manda poi gli atti della sua inchiesta in procura a Palermo. Maglio Viola. Revocare immediatamente la concessione alla italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello dal 1992 grazie a una proroga del 2005. Lo chiede alla Regione siciliana la Commissione regionale d'inchiesta sulla mafia al termine di 19 pagine di relazione sugli accertamenti fatti proprio sulla concessione demaniale. La Commissione antimafia ha ascoltato Ismaele Lavardera, che ha lanciato la sua crociata contro la italo-belga, il dirigente generale dell'assessorato al territorio Calogero Biringhelli e la stessa società, ed è giunta alla conclusione che la italo-belga ha dato in subappalto una porzione importante della sua attività alla GM Immobiliare senza autorizzazione regionale e violando la concessione stessa. C'è una gravissima violazione della concessione stessa, perché la italo-belga ha di fatto esternalizzato molte delle attività che erano in regime di concessione alla italo-belga, affidando a una società terza senza chiedere l'autorizzazione alla Regione e senza che la Regione avesse gli elementi per chiedere la certificazione antimafia. Una richiesta che trae origine dunque da un vizio tecnico amministrativo nel quale si può insinuare però una società come la GM in seguito destinataria di interdittiva antimafia da parte della prefettura. Tenendo la Regione all'oscuro, la italo-belga avrebbe favorito questa infiltrazione, almeno da un punto di vista amministrativo. Altri dovranno affrontare eventuali questioni penali e per questo la Commissione manda gli atti in procura e sottolinea però come la vicenda di Mondello potrebbe essere solo la punta di iceberg. La questione riguarda sia la italo-belga ma anche l'assessorato al territorio e ambiente, che ha l'obbligo di vigilanza e che non ci pare lo abbia esercitato con quella senso di responsabilità e anche nel rispetto delle procedure di legge che vigono e che anche la Regione ci sembra che non ha rispettato. A Francesca Morvillo, simbolo di legalità e giustizia, assassinata dalla mafia a Capaci, è stato intitolato un istituto comprensivo a Mazzarrone. Adelaide Barbagallo. A Mazzarrone, nel comune in provincia di Catania, l'intitolazione dell'istituto comprensivo alla figura di Francesca Morvillo, simbolo di giustizia, coraggio e impegno civile. Magistrato come il marito Giovanni Falcone, morì assieme a lui nella strage di Capaci. Un magistrato di grande valore, una donna che si è impegnata molto nella sua professione di magistrato, facendo sempre molta attenzione anche ai valori umani della sua professione. Non è solo la moglie di, ma è stata un personaggio alla quale ci vogliamo ispirare nella nostra attività educativa, nella nostra attività progettuale e un modello per le future generazioni. Questo a Mazzarrone. A Messina identificate le autrici del pestaggio della studentessa all'interno del liceo Basile. Saranno interrogate adesso dalla Procura per i minorenni. C'è sconcerto e amarezza tra le alunne dell'istituto, alcune delle quali dicono non riusciamo più ad avere rapporti normali fra di noi. Francesco Triolo.
Il fascicolo sull'aggressione alla studentessa al liceo Basile di Messia è sulla scrivania del procuratore per i minorenni, che dovrà decidere quando e chi dovrà ascoltare le 2 giovani che si sono intrufolate nell'istituto e hanno pestato la 17enne nei bagni della palestra. Sarà sempre la procura a decidere se, insieme agli avvocati delle 2 ragazze, all'interrogatorio dovrà assistere anche personale specializzato, e non è escluso nemmeno che la procura per i minorenni possa decidere di avviare un approfondimento del contesto socio-familiare delle 2 ragazze che frequentano un altro liceo cittadino. Intanto al Basile è tanta ancora l'amarezza per quanto avvenuto. È tanta l'amarezza davvero. Questo episodio non doveva accadere ed è sempre, quotidianamente si sentono questi fatti che ti creano anche mentalmente uno squilibrio, perché pensi che questa società un po' va allo sbaraglio. E questi giovani sono sempre più disorientati. Tra le compagne di scuola invece resta lo stupore. In tanti hanno mandato messaggi alla ragazza, che è ritornata tra i banchi. Magari è successo che arrivavano notizie al di fuori della scuola, magari altre situazioni del genere, ma non mai all'interno della scuola. Infatti siamo rimasti un po' preoccupati da quello che è successo, perché appunto non ne abbiamo mai vissuto in prima persona. Non erano mai successe cose del genere, questa cosa un pochino ci preoccupa, però sappiamo che siamo al sicuro. Fuori invece? Fuori purtroppo gli atteggiamenti degli adolescenti sono imprevedibili, non possiamo sapere quello che gli passa per la testa, e comunque dobbiamo sempre avere un occhio di riguardo verso chi ci circonda. Il fatto che non riusciamo più a avere un rapporto con gli altri, forse questo tipo di disagio principalmente, non riusciamo più appunto ad avere questo rapporto, questo tipo di conversazione con gli altri. Parole queste ultime sulle quali certamente occorrerà riflettere. Intanto il circolo didattico Teresa Calcutta di Tremestieri Etneo, di cui abbiamo parlato a lungo come la scuola della faglia, rimarrà aperto. Lo ha stabilito dopo una lunga riunione che si è tenuta in comune alla presenza dei 3 commissari con i responsabili della protezione civile. Sempre in municipio, mentre andiamo in onda, è in corso un incontro con i genitori degli alunni, che sono rappresentati dal comitato spontaneo Centro Ravanusa. In mattinata non sono mancati momenti di tensione appunto fra i genitori, con i genitori, che più volte hanno chiesto rassicurazioni sulla sicurezza dell'istituto scolastico. Vedremo più tardi che decisioni saranno prese in via definitiva. Cambiamo argomento. Da stamattina da spettacolo l'Etna, eccola qua, coperto di neve perlomeno nella parte più alta. La coltre bianca che vedete nelle immagini annuncia però il cambiamento di stagione, l'arrivo dei primi freddi. Nei prossimi giorni le temperature scenderanno a valori decisamente più invernali. Intanto Catania supera l'esame della viabilità a Santa Sofia, via Santa Sofia, messa a dura prova dal traffico in occasione dei test di medicina. Oltre 2.000 gli studenti impegnati nelle prove. Tra loro Desiree Ferlito è andata a curiosare. Di diventare medico? Sì. Io volevo fare il medico da quando ero bambina, quindi speriamo. Siamo alla cittadella universitaria di Catania. Da un lato gli studenti emozionati, pronti a sostenere il primo test per l'ingresso in facoltà di medicina. Sono materie belle toste, biologia, chimica, fisica, però diciamo che ci abbiamo messo del nostro, quindi speriamo bene. Dall'altro, proprio sull'altro ciglio della strada, la città ha superato il delicato esame di viabilità in via Santa Sofia, dove spesso abbiamo documentato la difficoltà delle ambulanze di accedere all'ingresso del pronto soccorso. Per smaltire le code è stata notevolmente incrementata la presenza delle pattuglie della polizia locale, multe a raffica e carri attrezzi in azione per rimuovere le auto in sosta vietata, vigili urbani a disciplinare il traffico scorrevole e senza particolari intoppi. L'augurio è che sia andata altrettanto bene per gli oltre 2.000 studenti che hanno sostenuto la prova del semestre aperto di medicina. Per molti di loro è l'ennesimo tentativo. È la terza. No, 3, altre 3 volte. È la prima volta? No, ho provato qualche anno fa. Si tratta della nuova modalità dopo l'abolizione del numero chiuso e l'introduzione del percorso formativo della durata di 6 mesi, nato con l'intenzione di preparare i ragazzi ai test, percorso però ampiamente bocciato dagli studenti. Lezioni che non hanno interazioni, non c'era possibilità di dialogare col professore. Non condivido l'assetto di questa nuova formula. Le modalità non sono state chiare dall'inizio
Il programma è molto più difficile, abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararci, anche i professori si sono trovati in difficoltà, per cui non so come andrà sinceramente. In bocca al lupo in ogni caso. Sempre a Catania, come in tutta Italia, mobilitazione sindacale dei pensionati. Rivendicano il diritto alla salute e pensioni dignitose adeguate al costo della vita. Adelaide Barbagallo. A Catania davanti alla sede dell'INPS per chiedere al governo un cambio di rotta adeguando le pensioni al costo della vita e il diritto alla salute che non può essere considerato un lusso. Mentre la spesa militare cresce, dicono i pensionati della CGIL, diminuisce per la rete dei servizi, per le persone non autosufficienti e per le famiglie in difficoltà. Le pensioni sono pensioni sempre più basse, noi chiediamo l'indicizzazione delle pensioni al 100%, la forbice si è allargata sulla nostra provincia, una pensione di garanzia per i giovani che ovviamente chiediamo da tempo e che il governo non vuole applicare. L'invecchiamento della popolazione richiede interventi strutturali, tra cui il potenziamento dei posti letto nelle strutture residenziali, maggiori risorse per l'assistenza domiciliare e un sostegno economico mirato alle famiglie che si occupano dei propri anziani. Sul piede di guerra ci sono anche i lavoratori degli enti pubblici. Questa manovra non risponde agli interessi dei pubblici dipendenti, non ha messo nulla in tasca ai lavoratori nei rinnovi dei contratti pubblici, non c'è un piano straordinario di assunzioni, invece noi registriamo in tutti gli enti della pubblica amministrazione, a partire ad esempio dal comune di Catania, con una dotazione organica molto bassa rispetto a quello che dovrebbe essere, dove l'età dei dipendenti pubblici è molto alta. Tutto questo in vista dello sciopero generale del 12 dicembre. Qualche notizia ancora in più sui pensionati perché il sorpasso è avvenuto. Ci sono più cittadini a riposo in Sicilia che occupati. Palermo e Messina le maglie nere. Un dato che evidenzia tra l'altro l'alto tasso di disoccupazione nella nostra isola. Marco Gullà. In Sicilia ci sono più pensionati che lavoratori. È l'istantanea di un report della Confederazione Generale degli Artigiani e Piccole Imprese che colloca l'isola fra le regioni più squilibrate d'Italia per il record di trattamenti assistenziali e di invalidità, mentre parallelamente la popolazione invecchia e il tasso di occupazione è di gran lunga inferiore alla media europea. Collegandoci proprio sul portale SISL, sul sito dell'INPS, appunto ci sono soltanto 50 offerte di lavoro in Sicilia, sono pochissime contro tutti i disoccupati che ci sono nella stessa regione. Aumentano i pensionati che hanno diverse difficoltà nell'affrontare la quotidianità e diminuiscono i lavoratori. Uno spaccato di questo trend lo abbiamo in periferia, come nel quartiere Sperone di Palermo. È difficile per un 25enne, 30enne, 40enne con moglie e figli riuscire ad avere un'occupazione adeguata per poter far sopravvivere, non fare vivere, far sopravvivere la propria famiglia. C'è gente che non può fare le cure mediche per i figli, non le può pagare, chi aspetta l'ASP un anno e mezzo, che mette appena la pasta a tavola e nulla di più. Incontriamo anche Pasquale, 49 anni, ha una famiglia ma non un lavoro che gli permette di poter avere una vita dignitosa. Al centro per l'impiego mi fanno colloqui di tanto in tanto, gli assistenti sociali, non faccio altro che rinnovare le schede dove scrivo l'occupazione, ma non mi viene fatta mai una proposta seria di un lavoro che mi permetta di vivere e mantenere la mia famiglia con dignità. E lo squilibrio fra occupati e pensionati potrebbe peggiorare nei prossimi anni. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le ultime sulle scelte di Toscano in vista del Latina. Vi aspetto. Calcio e Catania si allena per preparare la sfida con il Latina, Corbari giocherà a centrocampo, ballottaggio Forte Caturano davanti. Marco Carli. La settimana divisa in due. Da un lato, come sempre avviene, l'attività del club. Questa settimana ancora di più con la presenza di Pelligra. E poi, come dimostrano anche le immagini diffuse sui social, le questioni societarie in un club sportivo si incrociano sempre con quelle di campo. Perché il Catania deve ripartire dopo la battuta d'arresto di Casarano, inaspettata, frutto di una cattiva prestazione e condita da errori arbitrali. Come spesso si dice in questi casi, si deve andare avanti e ritrovare subito il passo.
Mancano ancora diversi allenamenti alla partita con il Latina, altra squadra che non attraversa un gran momento come era il Casarano. Si gioca domenica, ma Toscano deve fare i conti ancora con l'assenza di Gherardi e con la squalifica per un turno di Quaini. Il primo, come avvenuto negli ultimi match, sarà sostituito da Pieraccini, il secondo da Corbari, che era in ballottaggio proprio con Quaini per giocare dall'inizio a Casarano e che avrà la sua chance con il Latina. Fermo restando che in casa rossazzurra, almeno fino all'ultimo match pugliese, hanno avuto un gran peso i cambi. In attacco al momento è ballottaggio Caturano Forte, entrambi con la voglia di segnare e di far volare il Catania, che al Massimino sta facendo benissimo. Domenica ci sarà anche Pelligra, che dopo aver posto le basi per i vari interventi formali, economici e pratici per Torre del Grifo, sicuramente vorrà vedere la sua squadra tornare alla vittoria. Ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.